Tribunale di Bassano, anzi Tribunale della Pedemontana, e difatti quella del Bassanese è stata una voce forte che si è fatta sentire nella Commissione Giustizia al Senato presieduta dal leghista Andrea Ostellari. I fatti parlano chiaro: dalla riforma della geografia giudiziaria, che ha comportato la soppressione di 14 sedi solo in Veneto, non c'è stato alcun vantaggio, anzi. Lo stesso avvocato bassanese Francesco Savio ha sottolineato come, ai tempi di attività, il Palazzo di Giustizia di Via Marinali portasse un utile di 2,8 milioni di euro ogni anno, una cifra oggi persa. Nessun risparmio, aumento dei tempi, rallentamento della giustizia e, come abbiamo sperimentato noi, aziende importanti che erano disposte a portare sul territorio lavoro che lasciano e mollano perché con una giustizia così lunga non vedono futuro alla fine. E l'audizione dei Palazzi Romani dà una speranza a un'intera area vasta con la Regione, che potrebbe fungere da garante davanti allo Stato, senza scordare la presenza del nuovissimo tribunale mai aperto. Abbiamo una struttura di 11.000 metri quadri libera che potrebbe benissimo supportare la carenza di strutture che oggi c'è in Veneto, soprattutto nell'ipotesi di aumentare il numero dei magistrati e del personale addetto, perché chiaramente si vede che siamo sotto numero. Quello che è importante è che il territorio, la popolazione sia ancora interessata a questa realtà del Tribunale della Pedemontana. Basti ricordare che oltre 50 comuni del territorio all'unanimità diedero parere favorevole all'istituzione del Tribunale della Pedemontana, supportato a sua volta da oltre 18.000 firme raccolte in pochissime settimane. Si tratterebbe di restituire l'ottavo Tribunale del Veneto in quella che è da sempre l'ottava città del Veneto. Dobbiamo guardare la nostra realtà, dobbiamo puntare all'eccellenza. Prossimi passi adesso? Ma intanto cerchiamo di tenere vivo in città e nel territorio questo progetto, di modo che la risposta venga proprio dal basso, no? dalla popolazione. E poi ci impegneremo sempre.